Nell'ambito del FEAMP abbiamo 46 milioni, di cui quest'anno 8 milioni andranno ai nostri GAL Flag. Rappresentano un interlocutore di straordinaria importanza per collegare gli operatori, il mondo della pesca e dell'acquacoltura coi territori e con le comunità locali, in quanto parlare di pesca si tratta di un'attività economica sì, ma che ha un grande valore sociale, culturale, tradizionale e deve avere un forte radicamento appunto con le nostre aree costiere. Possiamo dire con un pizzico di orgoglio che le iniziative legate al piano di azione del FLAG del Veneziano possono partire. Partiranno i primi bandi, partiranno le prime azioni concrete che metteremo in campo, azioni che hanno come parametro di riferimento una cosa semplice: ricaduta diretta sul territorio, in un'ottica anche di diversificazione produttiva, turismo, pescaturismo, attività innovative e affrontare anche il tema del granchio blu. Un PDA che vede 8 milioni a disposizione suddivisi tra i due flag direttamente per il comparto pesca e per i propri associati. Sono progetti che sono finalizzati proprio per un comparto che oggi vive anche non poche difficoltà, quindi può essere sia di sostegno che naturalmente di copartecipazione. In questi anni i due flag hanno dimostrato in Italia di primeggiare attraverso naturalmente tutte le linee strategiche che poi il FEAMPA propone, quindi per noi è un momento veramente importante, per noi e soprattutto per tutto il comparto.